Mattia Balboni, Technic Blues, lezione concerto sulla storia del blues. Con la sua chitarra racconta l'incontro tra la cultura africana e quella europea. Nell'utero di secoli di schiavismo da cui è nato il blues, la lezione racconta la storia di una società, quella afroamericana, ma soprattutto di persone attraverso la loro musica, partendo dal Mali, passando dai canti nei campi americani per lavorare tutti a tempo, alle canzoni per tenere calmi i muli sull'argine del Mississippi, al bluesman vagabondi e riletti, fino a quelli pronti a conquistare il mondo con la chitarra elettrica e le poderose sezioni di fiati. Mattia Balboni. Grazie. Allora, per capirci cosa dico quando parlo di musica europea, è quella che abbiamo sentito prima. Musica europea è fatta in quella maniera là, tendenzialmente. Anche quella popolare nasce da quella musica lì. Una musica che ha tante note, una grande quantità di sovrapposizioni, enormi raffinatezze, tende a essere scritta. Anche la musica popolare è piuttosto comunque stretta, non c'è una grande improvvisazione. Si incontra la musica africana. La domanda che dobbiamo porci è: come è fatta la musica africana? Come è fatta la musica africana secondo voi? Qual è la prima cosa che direste della musica africana? Tamburi, ritmi a tutto spiano. Sacrosanto, verissimo. Gli africani hanno sviluppato la loro musica in millenni, costruendo una grande varietà ritmica. Quello che noi abbiamo fatto con le sinfonie e con gli strumenti ad arco, loro l'hanno fatto con i ritmi. Normalmente io a questo punto farei degli esempi di com'è la musica popolare europea e poi farei sentire com'è la musica popolare afroamericana. Ma dato che abbiamo già sentito come è fatta la musica europea, vi faccio sentire come è fatta la musica afroamericana. I went to the bottom, good God Almighty. I went to the bottom, my Lord. Varietà ritmica è andata via, perché è tutto qua, eh? Va avanti così per... Io qua ho una decina di strofe, in realtà il pezzo originale ne ha una ventina di strofe. Questo è un canto da lavoro, uno holler, veniva cantato proprio nelle... questo qua è stato registrato in un carcere. Nelle piantagioni, nel Mississippi tra carcere e piantagione non c'era una grande differenza, in certi casi la distanza era solamente uno steccato che separava il padrone dallo Stato, ma il lavoro era lo stesso, la gente che ci lavorava era la stessa, i metodi erano gli stessi. Allora, varietà ritmica è andata via. Come mai? Perché la prima cosa che i bianchi hanno tolto ai neri è stata la possibilità di suonare gli strumenti. I neri con i tamburi potevano mandarsi messaggi a distanza di chilometri, lo facevano nel loro paese d'origine, suonavano i tamburi, imitavano il parlato loro e a chilometri di distanza, in questi posti silenziosissimi, con questi tamburi costruiti in maniera egregia, dall'altra parte sentivano questi suoni, li riconducevano alle parole che questi suoni simboleggiavano e avevano ricevuto dei messaggi. A questo punto ovviamente i bianchi non potevano apprezzare che questi neri qua, che già parlavano una lingua che nessuno capiva, potessero mandarsi messaggi da una parte all'altra e magari organizzarsi per fughe, rivolte, casini vari. Quindi gli hanno tolto tutti gli strumenti perché la prudenza non è mai troppa. Altra differenza che c'è tra quello che vi ho appena cantato e quello che hanno cantato loro è, diciamo, di tipo estetico. Una voce sicuramente più sporca, un cantato più urlato che cantato. Questa è un'altra cosa della musica africana. Altra cosa che a noi interessa tantissimo sono le note. Noi europei ne abbiamo 12 e ne scegliamo più o meno 7 alla volta, a volte anche qualcosetta di più. Gli africani ne avevano 5 e di queste 5, 2 di esse non sono neanche come le nostre, sono leggermente differenti. Cosa succede? Succede che nel corso dei secoli che queste persone passano fuori dall'Africa e in America, ai neri viene insegnato per esempio il cristianesimo, vengono insegnate le canzoni dei bianchi e loro cercano di cantarle, ma non ce la fanno perché sono chissà quanti secoli che cantano usando sempre
5 note e 2 di esse sono anche diverse dalle nostre. Da lì viene fuori una cosa che ci stiamo ancora portando dietro, che è la scala pentatonica, che ora vi faccio sentire. Allora, per capirci, la nostra scala è fatta così. L'ora è fatta così. Ovviamente ci sono due note che in realtà loro hanno ma in punti differenti, per cui diventa così. Anche il semplice fatto di fare questi glissati per loro è un fatto estetico, loro amano molto che gli strumenti imitino la voce umana, hanno questo fatto qui. Questa cosa loro ne imparano in gran parte in chiesa. Per loro la conversione, a differenza di quello che succede per tutti gli altri schiavi, non è imposta, per loro è una scelta che gli viene fatta fare. C'è un dibattito a metà Settecento se i neri abbiano meno un'anima, perché essendo considerati poco meno che degli umani sottosviluppati o poco più che delle bestie molto sviluppate, c'era il dubbio che queste persone avessero effettivamente un'anima da salvare con Dio, Cristo e quant'altro. C'è un dibattito che dura qualche decennio sui giornali, dopodiché cominciano a esserci le prime chiese per afroamericani, prima con dei pastori bianchi, poi con dei pastori neri. In queste chiese nasce un po' la loro religione. Non saprei se definirla veramente un cristianesimo in quel periodo lì. Fino agli anni 50 del Novecento non saprei quanto definirla cristiana. E stiamo parlando di una cosa che ha cominciato a accadere 250 anni prima. Loro hanno il loro sistema religioso, è un paganesimo animista, magico, in cui tutto è sacro, ogni cosa che fai nella tua vita ha un modo sacro di essere fatto e ha un significato sacro per come lo fai. Per cui spazzare per terra è una cosa che c'è un motivo sacro per farlo, non puoi farlo dopo aver dato la buonanotte ai bambini, perché quando tu dai la buonanotte ai bambini tu invochi degli spiriti e se tu spazi per terra scacci via gli spiriti. Questa è una cosa che viene riportata da Leroy Jones, che è uno scrittore afroamericano, un sociologo afroamericano degli anni 60, e lui dice che sua madre faceva così. Quindi stiamo parlando di credenze che rimangono in vita anche tra persone di una certa cultura fino a tutto il Novecento, tutto forse no, però buona parte del Novecento sì. Succede questo, tutte le cose, diciamo, del ben comportarsi come i bianchi, diventano appannaggio del comportamento da chiesa, di coloro che stanno in chiesa e quindi si comporta bene. Tutto il resto diventa parte della religione antica. Ragione per cui andare a donne, andare a bere, giocare d'azzardo, sono tutte cose che hanno a che fare con i vecchi spiriti, con il mojo, con gli spooks, con gli spiriti della notte, con il diavolo. Tutte le cose invece che vanno bene in chiesa, ma hanno a che fare con Dio, per cui la libertà, lottare per i propri diritti, per cui sposarsi, la famiglia, la stanzialità, il fare comunità, sono tutte cose che hanno a che fare con la chiesa. Questa cosa accade nelle piantagioni e continuerebbe ad accadere fino a che non accade un fatto piuttosto imprevedibile, cioè la guerra civile. Guerra civile, anni 70 dell'Ottocento ci si risveglia che non si è più schiavi. E adesso? Adesso un tot se ne vanno via e vanno già nelle città e vanno a New Orleans, New York, Washington DC e quelli fanno il jazz. Duke Ellington è di Washington DC, a New Orleans sappiamo tutti che è la patria del jazz. Ce ne sono un po' che però non si muovono da lì perché hanno fatto per chissà quanti secoli gli schiavi e banalmente non sanno fare altro. Per tutti ritrovi che hai un sacco di bei diritti, diciamo così, però non è che hai un altro lavoro, non sai cos'altro fare, hai sempre fatto andare i muri, hai sempre coltivato la terra, sei sempre stato sotto padrone e hai sempre vissuto nella miseria, non hai niente, hai sempre vissuto un ambiente violentissimo, non puoi neanche pensare che ci sia qualcosa di differente. Quindi l'emigrazione dalla campagna di città non avviene tutta il botto, ci mette del tempo. Quello che vi ho cantato prima era una holler e si cantava negli anni 20 nelle piantagioni.
I bluesmen di cui vi voglio parlare ascoltano questa musica qua, nascono in questo mondo qui, ma decidono di andarsene via dalle piantagioni. Il problema loro qual è? Che i neri sono l'ultima ruota del carro, quelli di campagna sono l'ultima ruota del carro dei neri. Quelli che decidono di andarsene via e che se ne vanno via in gran parte perché amano fare la musica, ma perché amano tanto l'alcol, perché amano tanto le donne, perché sono dei violenti e dei poco di buono, sono l'ultima ruota del carro dei campagnoli. Quindi queste persone di cui vi parlo sono l'ultima ruota del carro, dell'ultima ruota del carro, dell'ultima ruota del carro. Di conseguenza hanno poche armi a disposizione. Si prendono gli strumenti più leggeri che trovano, di solito un'armonica a bocca o una chitarra, perché alla fine dei conti te li puoi portare via velocemente, e girano per le varie campagne a suonare e a, per la prima volta, a scrivere la loro musica. Queste persone cessano di fare una musica completamente popolare e fanno una musica d'autore, cioè d'ora adesso in poi le canzoni che io vi canto sono tutte che hanno un autore, che poi se ne rubano l'uno con l'altro. Vabbè, ho fatto secondario, il diritto d'autore del Mississippi a quell'epoca c'era vita. Allora, forse il capostipite di questi qua, anzi sicuramente il capostipite di questi è un signore di nome Robert Johnson. Vi traduco il testo che vi sto per cantare. Dice: sono andato all'incrocio stradale, sono caduto sulle mie ginocchia e ho gridato al Signore: abbi pietà e salvami. Sono andato alla stazione e ho cercato di chiedere un passaggio, nessuno ha dato segno di conoscermi e tutti mi sono passati davanti. Sono andato all'incrocio stradale, il sole stava calando, e poi lo ripete di nuovo, credo fermamente con la mia anima che sto andando giù. Sono andato alla stazione, ho guardato a destra e a sinistra, non avevo più alcuna donna che mi sollevasse dalla mia tristezza. Questo è Corso d'Abruzzo e lo suona con questo aggeggio qui. Essendo gente che non studiava, essendo gente che non sapeva leggere e scrivere, ed essendo gente che se ne scappava via, ha dovuto trovare un modo di suonare la chitarra, che non è uno strumento semplicissimo, facendo il meno fatica possibile. Quindi cosa hanno fatto? L'hanno accordata in maniera che venisse fuori un suono già bello da sentire, cioè questo. Vedete, io neanche la sto toccando e già fa un accordo, in maniera che basta muoversi e già faccio musica. E poi hanno usato questo aggeggio qui, uno slide. Negli antichi strumenti africani ci sono dei violini che vengono suonati esattamente in questa maniera. Tu hai il violino, lo suoni con l'archetto e poi usi uno stecchetto per scivolare sulle corde. Probabilmente a questa cosa che Robert Johnson si ispira, soprattutto quando si inventa questo metodo, ha messo che sulle 22, perché su di lui le ricette, le leggende sono tante. Allora intanto vi faccio sentire questo e vedete che somiglia parecchio agli Holler. Allora la Holler era I went to the bottom, good God Almighty. Questo invece è I went to the crossroads, fell on my knee. Went to the crossroads, fell on my knee. I said, oh Lord, have mercy, said Boop, if you please. Ooh, on the crossroads, try to fly the ride. The crossroads, I tried to fly the ride. You nobody seems to know me, everybody passed me by. Well, the crossroads, there my friend go Willie Brown. Well, on the crossroads, tell my friend Willie Brown.
Grazie. Allora, questa è la Crossroad Blues. Vi dicevo che lui ha questa abilità, questa caratteristica di iniziare a scrivere delle canzoni in effetti, che non parlano strettamente della vita della piantagione, in realtà ne parlano, però non sono, non hanno dei precetti morali, non raccontano delle storie e basta. Sono canzoni sue che raccontano la sua vita, che raccontano quello che lui vive, o che a volte addirittura si immagina delle storie. Quella che vi sto per cantare adesso è particolarmente bella per me. Allora, penso che tutti noi abbiamo avuto delle frequentazioni con gli alcolici. Siamo in Veneto, quindi non ditemi no, perché non vi credo. Allora, questa canzone si chiama Malted Milk, che vuol dire latte al malto. Questa canzone lui immagina di essere al balcone e di stare continuando a bere a non finire, perché non si capisce, ma vuole dimenticare qualcosa. Dice che il suo blues vuole che gli venga portato del suo blues, cioè la sua tristezza. E si rivolge a questa cameriera trattandola con dolcezza, dicendole dammi ancora un goccio e abbracciami un'altra volta, sei venuta con i fiori a maggio. Dice io continuerò a bere questo latte al malto fino alla fine del giorno, continuerò a berlo finché non cambierò idea, e non la cambierà. E finisce con l'ultimo verso che è piuttosto strano per delle persone che alla fine dei conti fino a poco prima cantavano la musica che vi ho cantato prima, lo holler, per darsi il tempo e poter essere tutti insieme a lavorare, tutti insieme a tagliare un tronco, tutti insieme a spostare un peso pesante. Per questo facevano I went to the bottom, passo, aiuto a spostare un tronco, a fare un lavoro pesante. L'ultima strofa dice la mia porta sta, la maniglia della mia porta sta girando, devono esserci degli spooks attorno a me. Gli spooks sono gli spiriti maligni. E poi dice ho questa sensazione calda alla base del collo e mi si rizzano i peli. Allora non si può capire se sono davvero degli spiriti maligni. Nel suo mondo, nel mondo di Robert Johnson, gli spiriti maligni esistono. Cioè lui è convinto che ci siano, è convinto che se trova della polvere di arachidi davanti alla porta di casa lui non può uscirne, è convinto che il diavolo gli abbia insegnato a suonare la chitarra così bene. Questa è una cosa di cui vi parlo dopo. È convinto di tutte queste cose, è convinto che se uno gli getta il malocchio addosso lui ne subisce gli effetti, però allo stesso tempo potrebbe anche essere semplice delirium tremens, vai a sapere cos'era. In questo caso il pezzo è molto differente. Robert Johnson ha un'enorme varietà di musica che si inventa a scrivere. Alcuni pezzi sono talmente complessi che personali bisogna essere specializzati nel suo stile, perché sono veramente la follia allo stato puro. È un musicista di enorme talento. I keep drinking buttermilk, trying to drive my blues away. I keep drinking buttermilk, trying to drive my blues away. If you're just as welcome to my love as the flowers easy made. Mother milk, keep rushing through my head. Mother milk, keep rushing through my head. I'm gonna dream of mother milk, baby, until I change my head. Baby, fix me one more drink and hug you, daddy, one more time. Baby, fix me one more drink, hug you, daddy, one more time.
baby, how did I change my mind? Mother no keeps on telling my sweet spooks around my bed. Mother keeps on telling must be spooks around my bed. I had the warm old feeling and the hair rising on my head. Grazie. Allora, vi ho fatto un gran parlare del diavolo prima, che sembra una cosa che non c'entra nulla. In realtà la questione è questa: da un lato ci sono i vecchi riti, no? La vecchia religione che sopravvive all'interno della religione cristiana. Dovete pensare che è forse l'unico caso di schiavismo in cui la religione non è stata imposta. Agli africani non è dispiaciuto accettare il dio dei bianchi, perché lo ritenevano un dio potente, un dio della popolazione che li aveva sconfitti in battaglia, quindi era un dio a cui affidarsi e sperare nella sua benevolenza. Poi si rivedevano nella storia degli ebrei, perché scacciati dalla loro terra, presi da una popolazione più forte come gli egizi in quel caso lì, nel caso degli africani ovviamente bianchi, e quindi ci si rivedevano. Però l'antica religione ho detto che continua a sopravvivere sotto e viene considerata, diciamo che va a far parte di quell'insieme di immaginari, di superstizioni delle persone che fanno la vitaccia, la vita di strada. I bluesmen, soprattutto quelli di questa epoca qui, enfatizzano molto questa cosa, e c'è un motivo: sono l'ultima ruota dell'ultima ruota dell'ultima ruota del carro, ve l'ho già detto. Conseguentemente, ovunque questi vadano, non sono particolarmente apprezzati, vivono in un ambiente che è violentissimo. Howlin' Wolf, un bluesman dell'epoca e anche successiva, suonava con una rivoltella appoggiata sul pianoforte. Led Belly si chiamava così perché Led vuol dire piombo e Belly vuol dire pancia. Si era preso un colpo di pistola in pancia, non se l'era mai fatto stare e gli è rimasto lì. Storie violente di questo genere è pieno. Muddy Waters, quando andò a suonare con Eric Clapton in Inghilterra fine anni 60, scioccò i musicisti di Clapton e Clapton stesso, perché era un uomo estremamente violento e tiroso. Era uno che sbagliavi una nota e poi in camerino ti riempiva di botte. Era gente fatta così, che vivevano ambienti violenti al limite del concepibile per noi che siamo di Venezia qui all'Ateneo Veneto. La prima volta che ho fatto questa lezione l'ho raccontata in carcere, queste storie qua, e a loro suonava patente più familiare che a me stesso. Allora, loro, per fare in modo che la gente non gli faccia troppo del male, oltre a girare armati o cose di questo genere, millantano di avere poteri magici, millantano di avere il mojo, John le Cacaroo, di avere l'osso di un gatto nero nascosto dentro la chitarra, di aver fatto patti col diavolo. E questo pensano e probabilmente è anche vero, li aiuta ad evitare le minacce, perché anche quelli che ti vorrebbero malmenare e scacciare la città sono anche loro piuttosto superstiziosi. Quindi se devi pestare a sangue uno che però c'ha il diavolo dalla sua, ci pensi 2 o 3 volte. Robert Johnson in questo senso è forse quello che è più rappresentativo, perché di lui si racconta che allora lui a 15 anni scappa di casa, che è un pessimo musicista, proprio inascoltabile a detta di tutti. Quando torna indietro, intorno ai 16, è un musicista pazzesco, e lui racconta ovviamente di aver fatto un patto col diavolo. È la storia che viene raccontata di più, dice di averlo fatto all'incrocio stradale e quant'altro. L'alternativa al patto col diavolo è che gli abbia insegnato qualcuno. Questo qualcuno porta il nome di Ike Zimmerman. Non è che si vada tanto meglio, perché Ike Zimmerman era un bluesman che non ha registrato nulla, però era famoso perché amava andare a suonare di notte dentro i cimiteri e cose di questo genere, quindi non è che la cosa migliori più di tanto. Questo pezzo qua si chiama Me and the Devil, io e il diavolo. Dice: questa mattina quando mi sono svegliato ho sentito che bussavi alla mia porta, allora ho aperto e ho detto: ciao Satana, mi sa che è il momento di andare. Io e il diavolo camminavamo fianco a fianco e picchierò la mia donna fino a che non sarò soddisfatto. Tu dici, e qua si rivolge al diavolo,
che non capisci perché dovrei trattarla male. E io ti dico che questo deve essere il mio antico e malvagio spirito nascosto così profondamente dentro la terra. Tu potresti anche seppellire il mio corpo a fianco dell'autostrada, e poi dice in parlato, non mi interessa dove mi seppellisci quando sono morto e andato. E chiude così il mio cattivo spirito malvagio può prendere il bus della Greyhound, che era l'entità di bus dell'epoca, e vi inizia a cercare. Questo era quello che queste persone andavano proponendo. Adesso lo faccio sentire. La base è molto simile a quelle di prima, però ha qualche novità, e ci serve per arrivare al passo successivo. E per chi non lo sapesse, dato che si parla di Greyhound, la prossima fermata è in Memphis. Early in the morning, when you knock on my door. Early in the morning, ooh, when you knock on my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. I'm gonna beat my woman until I get satisfied. She said, don't see why. When I looked all around, you say don't see why. Then I looked all around. Must be an evil spirit so deep down in the ground. Perché adesso ci arriva una parte importante. Allora, Robert Johnson muore a 27 anni, come un sacco di grandi artisti d'altra parte, non si sa come, sicuramente avvelenato, non si sa se da un uomo geloso della donna che lui si era portato a letto, o dalla donna gelosa perché lui si era portato a letto un'altra, o dalla moglie gelosa di un uomo, cioè, non si sa. Si sa che muore avvelenato. Lascia 29 canzoni che girano per tutto il Mississippi e per tutta la zona anche del Texas e che ispirano un sacco di musicisti. La prossima fermata vi ho detto che è in Memphis. Alcuni di questi musicisti sentono la sua musica e non solo la sua, quella di altri suoi contemporanei, Alan Wolfram, Muddy Waters, T-Bone Walker e quant'altro, e la suonano anche loro. Però si trasferiscono in città e in città la situazione è differente. In città ci sono le batterie, ci sono i contrabbassi, ci sono le sezioni fiati, ci sono le chitarre elettriche, ci sono i pianoforti, quindi lì la musica cambia ovviamente. È il caso di musicisti come Buddy Guy, che in realtà va a Chicago, come il più famoso di tutti è B.B. King, che è passato a migliore vita l'anno scorso, 90 e passa anni. Forse il più rappresentativo è proprio lui. Lui arriva a Memphis quasi per caso, lì c'è un cugino che strimpella, suona e quant'altro. Lui nel frattempo aveva combinato un casino a lavoro, lavorava in piantagione da principio, e B.B. King per tutti i primi 10 anni della sua carriera da artista, quando c'è la stagione della raccolta del cotone, va a raccogliere il cotone, perché è vero che questi diventano artisti, ma è vero che i soldi sono pochi, perché la loro clientela è sempre nera, e clientela che non ha tanti soldi, quindi i dischi sono venuti a pochi, i concerti sono molto poco pagati, e quindi stiamo comunque parlando di gente che non è che sta sondando. Fanno una musica che è più ritmata, più veloce, con più strumenti e con testi che non hanno più queste tematiche qui. Non parlano più del diavolo, non parlano più di violenza, non parlano più di droga, perché si sta nella città.
La città deve essere tutto allegro, deve essere bello, si può parlare di fatica, sì certo, Buddy Guy scrive un pezzo che racconta del suo lavoro in fabbrica e racconta di come la sua donna lo tratta male, perché lui lavora in fabbrica tutto il giorno a farsi un mazzo tanto e la sua donna va in giro a bere i soldi suoi. Chiaro, ok, c'è questa tematica, ma ci sono anche tematiche molto più allegre, cioè semplicemente a volte ci sono canzoni che parlano solamente del trovarsi insieme e divertirsi. Quella che vi faccio sentire adesso è una canzone di Buddy Guy che si chiama Non voglio una donna. In realtà il testo originale dice non voglio una donna che mi dica cosa fare. Ve lo faccio sentire un pezzettino e vediamo quanto è forte il legame con la musica che verrà dopo, perché questo è il punto. I don't want no woman, tell me what to do. I don't want no woman, tell me what to do. Well, I'm grown up now, not just as grown as you. I don't want no woman, tell me this and that. I don't want no woman, tell me this and that. It makes me mad, but I don't go for that. Drink your whiskey and I'll drink my wine. Tell your business and I'll take care of mine. I don't want no woman, tell me how to live my life. Well, I don't live your darlings, I don't want no life. Allora, sono quasi addirittura d'arrivo. Proviamo un attimo a fare un esperimentino. Questo è il pezzo che abbiamo appena suonato. Blues, blues, blues and shoes. Blue, blue, blues and shoes. Blue, blue, blues and shoes. È rock and roll. Allora, la storia è questa. B.B. King e Elvis Presley lavorano nello stesso studio di registrazione, insieme con Buddy Guy e con tanti altri. Il proprietario dello studio capisce che l'affare ci può essere perché ha sotto contratto questo giovane cantante country molto bello e bravo anche a intrattenere il pubblico, con una voce molto calda che però gli serve un sound più nuovo. Allora decide di mettere la musica del blues con dei testi un pochino più vivaci, in gran parte prendendo però un uso che era normale nel blues. Non ve l'ho raccontato, ma molti blues parlano esplicitamente di sesso. Quando dico esplicito intendo dire in maniera proprio esplicita, come parlare al bar sport. Allora, gli autori di Elvis ripuliscono un po' i testi lì perché ovviamente non sono proponibili alla clientela bianca, se no, e li vendono. A quel punto lì c'è un'enorme botta di fortuna, chiamiamola così, per Elvis Presley e tutto quello che verrà dopo, nasce rock and roll. Per i neri c'è un problema, che anche il radotto intera nera compra questa musica e quindi i bluesmen finiscono nel dimenticatoio fino a circa gli anni 60, metà anni 60, quando verranno riscoperti dai musicisti inglesi, dai Rolling Stones, dai Beatles, da Eric Clapton, anche se non è inglese, le sue produzioni sono sempre inglesi, Jimi Hendrix e tanti altri, i Kennedy, una marea di musicisti suoneranno le canzoni di Willie Dixon, di Robert Johnson, di Muddy Waters e quindi torneranno in auge, ma per il momento vengono sostanzialmente dimenticati per 15 anni. Molti di loro smettono addirittura di suonare. C'è un bravissimo pianista che si chiamava Roscoe Peterson, mi sembra, che fino a che c'è stato abbastanza da lavorare ha lavorato a Memphis, suonava ovunque, lo volevano tutti, suonava il piano, ha suonato il piano in una marea di dischi di rock and roll, rockabilly, e poi a un certo punto lavoro per il pianista nera non c'era più, e questo qua fino a 3 anni fa, quando è passato a miglior vita, ha fatto lavapiatti a New York. Questa è la sentire raccontata. Per loro finisce il lavoro. Per i neri però la musica non finisce. C'era tutta quella parte di musica che non era mai stata commercializzata più di tanto, la musica gospel. Noi la chiamiamo gospel e facciamo un errore perché gospel vuol dire Vangelo e quasi mai la musica gospel parla di Vangelo. Nella maggior parte dei casi parlano o di storie della Bibbia, Vecchio Testamento, o in generale di storie di salvazione e di etica e di Dio e quant'altro. Quasi mai raccontano eventi del Vangelo. Come dicevo, i neri sono più attratti dal Vecchio Testamento che da quello nuovo di solito. C'è un musicista che nasce come musicista gospel,
poi diventa musicista country, poi diventa un musicista jazz e lui a 20 anni, 25 anni è probabilmente il più bravo imitatore di tutta America. È in grado di imitare perfettamente la voce di qualunque cantante e lo stile pianistico di qualunque pianista. Si chiama Ray Robinson, un produttore di New York armeno, il cui nome non vi riesco a dire perché A è impronunciabile per me, B non me lo ricordo. Questo qua fiuta al fare, vede che questo è un grande talento, gli fa fare, comincia a lanciarlo come artista originale, non più come imitatore. Lui è una specie di Maurizio Crozza degli artisti. Gli cambia il cognome e come nome d'arte gli fa usare il suo secondo nome che è Charles e quindi diventa Ray Charles. Lui da principio si inventa uno stile a metà tra il country e il rock. Lui li aveva suonati tutti questi stili, quindi sapeva suonarli tutti, sapeva suonare il country, il rock and roll, il jazz, il blues. E poi comincia ad avere l'idea di mettere insieme i testi che parlano di amore, di sesso e quant'altro con la musica che parla di Dio e viene fuori la musica soul, che si chiama soul perché vuol dire anima. L'ultimo pezzo con cui vi saluto, ed è per questo che è stato citato il piano, di solito io queste lezioni non le finisco col piano perché il piano non c'è, ma quando vedo il pianoforte io non resisto, mi dispiace. Allora, questo pezzo per me è interessantissimo perché ha da un lato una tematica tipica del blues, cioè la sofferenza del vivere, dall'altro ha una musica che è tutto fuorché blues, è una musica complessa, una musica che ha a che fare con il blues forse più femminile che esiste, di cui non vi ho parlato, e che è un blues che nasce, comunque si sviluppa musicalmente in un ambito più di chiesa. Le donne erano quelle che andavano più in chiesa e che fanno comunità, è per questo che non sono loro le grandi bluesmen di cui si parla sempre, perché tendevano a non girare da vagone di nascosto rischiando di venire malmenate o peggio ogni 3 passi. Allora, questo pezzo si chiama Hard Times, tempi duri. Adesso ricompro lo sfoglio e vi dico di cosa dice. Allora dice, mia madre mi ha detto prima di morire, mi ha detto, figliolo, quando muoio non ti dimenticare di pregare perché ci saranno tempi duri e chi conosce i tempi duri meglio di me? Ho scoperto presto cosa intendesse, quando ho dovuto impegnare i miei vestiti solo per pagare l'affitto. Parliamo di tempi duri, chi ne sa meglio di me? Avevo una donna, ovviamente è un blues maschile, quindi si parla male delle donne, cade sempre così. Avevo una donna, signore, che era sempre in giro e quando ho perso i miei soldi ha preso e se n'è andata via. Io parlo di tempi duri. Signore, uno di questi giorni non ci sarà più dolore perché io me ne andrò e non ci saranno più tempi duri. Tempi duri, che ne sa meglio? Chi lo sa meglio di me? È terribile per me questo testo qui, al pari di quello in cui il diavolo chiede a Robert Johnson: ma perché la vuoi trattare così male? Non è giusto, cioè la tratta talmente male che persino il diavolo dice: oh, stai scherzando. Quindi è terribile se ci pensate, perché non c'è salvezza. La salvezza per questa persona avviene solamente nel momento in cui ci sarà di soffrire con la morte. È piuttosto assassina come cosa. La musica però in questo caso secondo me a me dà una sensazione differente, perché si conclude in una qualche maniera con una sua regolarità, con un suo senso e quindi mi dà come la sensazione di una salvezza che avviene attraverso questo. Forse è per questo che amo la musica blues, perché per quanto parli di cose terribili, la sua regolarità, la sua semplicità te le fa quasi accettare. D'altra parte era il mondo che queste persone vivevano, un mondo terrificante, che dovevano sopportare in qualche maniera e lo sopportavano suonando. Quindi adesso vi saluto con questa. Mi tenne suonato un pezzo di Ray Charles, ragazzi. Cosa mi è venuto in mente? Mama told me before she passed away, said, so when I'm gone, don't forget to pray to
Oh, those hard times. Who knows better than I soon found out just what she meant when I had to pull my clothes just to pay the rent. Talking about hard times. Oh, those hard times. Who knows better than I? Ringrazio,